Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto. Veneto 1 con voi, ben ritrovati. Speciale elezioni europee, candidati e programmi a confronto. Oggi incontriamo Lorenzo Damiano, candidato alle elezioni di domenica 26 maggio per Forza Nuova. Buongiorno Lorenzo Damiano e ben ritrovato. Grazie a lei di avermi invitato. Allora, Damiano, lei è fondatore di un movimento che si chiama Pescatori di Pace. Adesso è candidato per Forza Nuova, che è un partito spesso nell'occhio del ciclone, un partito dichiaratamente di destra. Perché questa scelta? Beh, allora, essendo che nel 2010 ho fondato insieme ad altre persone, moltissime persone, il Movimento Pescatori di Pace, un movimento che è ispirato nei valori cristiani della Chiesa Cattolica e anche non, abbiamo sempre combattuto molte, battaglie per quello che sono i nostri principi, i nostri valori e con Pescatori di Pace poi siamo entrati anche nel progetto, nel costruire il Family Day che voi conoscete, dove c'erano milioni di persone in quel contesto, dove c'era molta politica che condivideva il nostro pensiero, quello della vita, il rispetto della vita e quindi tutta una serie di condizioni valoriali che sentivamo giusti combattere. Qualche anno fa, proprio anche in quel contesto, c'era anche Forza Nuova che era per la difesa della famiglia, per la difesa della sovranità monetaria, che è importantissimo perché la sovranità monetaria è un bisogno necessario oggi. Cosa significa? Che l'Italia non è che esca dall'Europa, esce dalla schiavitù della moneta. La maggior parte dei paesi dell'Europa che fanno parte della comunità europea hanno la sovranità monetaria. Sono pochi paesi dell'Europa, Francia, Spagna, Italia e qualcun altro, che hanno accettato nel 2001 il fatto di avere un'unica moneta, ma in realtà la vera soluzione per rendere libero questo il nostro popolo, e io sono uno di quelli truffati dalle banche, dalle popolari venete, di cui non c'è stata né indagine né un colpevole né nessuno che ha tornato indietro i soldi, anzi la banca europea, che è la più grossa, quella Intesa San Paolo, che la maggior parte delle quote sono tedesche, si sono comprati con 30 denaro le banche. Quindi perché con Forza Nuova? Perché ho trovato dei valori che sono i miei, quindi quando si parla di patria, si parla di famiglia, si parla di sovranità economica e sovranità popolare, è ovvio che il nostro progetto di Pescatori di Pace, che non è solo quello, ma importantissimo è la sovranità monetaria, perché ci renderebbe liberi finalmente dalla schiavitù dell'euro, dai burocrati e dalle massonerie che controllano, le lobby che controllano tutti i poteri finanziari, compresa l'Italia, ma non solo finanziari, ma anche le strategie politiche. Noi qualche decennio fa le massonerie erano vietate, erano tipo la P2, no? Se facevi parte della P2 in quei tempi era illegale, non potevi far parte di queste associazioni che alle spalle nel segreto facevano e pilotavano tutte le strategie delle politiche italiane o internazionali. Adesso la massoneria è diventata una cosa ufficiale, ne fanno parte, tutti sono fieri, di qua ce ne abbiamo anche George Soros che conosciamo benissimo, finanzia, non è che lo dico io, sono cronache ormai ufficiali in tutto il mondo. Lui stesso è stato premiato per aver pilotato le strategie di molte campagne elettorali e decisioni delle politiche, comprese quelle americane. E quindi Senta, lei ha parlato di sovranità monetaria, no? L'Italia deve tornare alla sovranità monetaria, per cui fuori dall'euro ritorna non dall'Europa, alla lira e si resta in Europa. Assolutamente sì, perché non è che si può cancellare la geografia e quella che è la condizione culturale europea. Noi facciamo parte di una cultura europea. Quando ti sposti in Austria, in Germania, non è che siamo molto lontani e distanti da quello che è il lavoro, il business, gli affari. Io faccio il consulente aziendale, lavoro con molte aziende, quindi ho ben in mente cosa sono le gravità, che comunque non è un'esigenza solo dell'Italia, è un'esigenza di quasi tutti i paesi. Diciamo che chi ha il mandato per controllare che molti paesi europei rimangano sotto l'euro è la Germania. Senta, ma chi sono in questo senso i vostri alleati in Europa? Noi abbiamo partiti o movimenti in qualche modo sovranisti, mi passa il termine. Abbiamo fatto un accordo con le destre europee, abbiamo presentato ovviamente tutto il nostro progetto alla Corte, ai giudici, alla Corte di Appello in Italia e in Europa, hanno visto la perfetta regolarità della
competizione della sfida elettorale. Tra l'altro Forza Nuova sono già anni che partecipa alle amministrative, alle politiche, alle regionali, quindi voglio dire, vorrei sfatare questa idea che qualcuno tenta di discriminare o di far vedere una cosa che non è. Se io fossi un magistrato, se io fossi l'istituzione politica italiana e mi accorgessi che questo movimento fosse un pericolo per la nazione, per la pace, per la libertà, e se fosse concretamente dichiarato un partito fascista, è chiaro che quel partito va immediatamente chiuso. Ma visto che non è così, e penso che i magistrati siano persone competenti, quindi i giudici lo stessi sono persone che sanno fare il proprio mestiere, e da anni Forza Nuova fa la competizione, adesso ancora di più in Europa, quindi c'è una condivisione di professionisti delle magistrature e degli organi competenti che definiscono se tu sei una minaccia o no della libertà o della democrazia, quindi vorrei proprio sfatare questa cosa. Forza Nuova compete nella regolarità del suo statuto, dei suoi principi, dei suoi valori con molte altre forze europee, compreso la Polonia e molte altre stati che sono sovrani, nel senso che si stampano la moneta, dove c'è un benessere meraviglioso e di cui altri vogliono, anche in Germania, vogliono cercare di uscire dalla schiavitù di questa moneta. Senta, una domanda, i sondaggi dicono che benché vada i parlamentari dei movimenti, dei partiti in qualche modo populisti, sovranisti, saranno un terzo, un quarto degli oltre 700 di Strasburgo, quindi attorno al 10-15%. Questo non rischia di isolare ancora di più l'Italia se vinceranno i cosiddetti partiti sovranisti, come può essere Forza Nuova, ma come può essere anche la Lega? No, guardi, allora facciamo così: se tutto il Veneto, diciamo che l'area è Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Emilia Romagna, un segnale forte che noi potremmo dare all'Europa è perché se vengono eletti i soliti parlamentari o altri parlamentari con i 40.000 voti, con i 30, con i 100.000 voti e così via, sono sempre i soliti di diversità, di cultura politica, o io oserei anche dire di propaganda finta, tanto poi di fatto molti partiti, compresi anche quelli che governano oggi, hanno tanto parlato, però in realtà in sostanza non è successo niente, né la Lega né il Movimento 5 Stelle, sono lì che litigano sempre, e questi signori li troveremo di nuovo in Europa. Allora, se questi italiani, parliamo dell'Italia, già litigano tutti in Italia e quando sono in Europa litigheranno allo stesso modo, quindi il lavoro fatto dagli italiani, che dovrebbero prendere secondo me molto in considerazione l'Europa, perché se tu devi toglierti dall'Europa devi andare dentro e fare un lavoro burocratico, politico, ideologico, culturale per staccarti, non puoi decidere. Però se per caso, non so, votassero Lorenzo Damiano, chiaramente magari io lo auspicherei, sarei un bugiardo se dicessi il contrario, avessi 1,5 milioni di voti, sarei la prima persona che ha avuto il massimo dei voti in Europa e nella politica internazionale, chiaramente parliamo dell'Europa. Quando tu hai 1,5 milioni di voti, automaticamente passi tu, passano tutti i tuoi, che sono dei soldati. Quando parlo di soldati dico persone coraggiose, perché quello che io dico, sto dicendo da parecchi anni, è rischio sempre che qualcuno può, tanto mi hanno bruciato 2 macchine, non si sa chi, non lo so, perché quando si toccano le banche, quando tu tocchi i poteri forti, le lobby fortissime, ormai ufficiali, quindi non sono più nascoste, rischi moltissimo. Quindi se io prendessi 1,5 milioni di voti, anche 800.000 voti, è chiaro che arrivo al Parlamento europeo e ho l'autorità per poter dare la mia, ma non solo, perché se ricevo 800.000 voti vuol dire che c'è una espressione popolare che condivide che tu vai lì per cambiare e portare a casa la sovranità monetaria, ma soprattutto portare a casa tutti i risparmi rubati dalle banche a 10 milioni di italiani, perché noi possiamo girare attorno a tutta la ideologia, ma la vera politica è fatta di due percorsi. Il politico che fa la sua campagna, promette tante cose, poi quando è nel momento giusto, che può, per esempio la Lega ha tutto il potere di fare quello che deve fare, però in certo qual modo non riesce, è lì che non sa come muoversi, perché ci sono i poteri forti, chiamiamoli così perché dovremmo parlare una vita, ma le persone che ascoltano sanno bene a cosa mi riferisco. Quindi ti devi inginocchiare
c'è un protocollo proprio, è come fosse un foglio in formato A4 dove c'è scritto quello che puoi fare e quello che non devi fare, o è così o se no finisce tutto, finisce proprio la tua persona a livello politico, perché te ne combini tutti i colori, perché quando hai i media sotto mano, hai il controllo della comunicazione internazionale, è un secondo rovinarti. Mentre poi c'è una seconda classe politica molto minore, anzi quasi inesistente, che hanno il coraggio di combattere e anche morire per le proprie idee e per portare a casa tutto quel denaro che è stato rubato, per esempio, ai italiani. Perché poi alla fine il politico deve fare una cosa, far sì che nel proprio paese ci sia la tassazione giusta, come in quasi tutti i paesi europei, che sfiora la media, il 15%. Non si capisce perché l'Italia abbia una tassazione così alta. Parlano di un debito, gli americani hanno un debito nei confronti della Cina che fa paura, parliamo di miliardi e miliardi di dollari, ma in realtà lei si stampa la moneta e fa quello che vuole ed è una potenza mondiale, come è la Federazione Russa, come è la Cina, come è il Giappone, come sono tutti i paesi che si stampano la moneta. L'Inghilterra, perché ha lottato tanto in questo periodo per uscire dall'euro? Perché lei sarebbe stata costretta ad avere l'euro, quindi perdeva tutto il suo potere finanziario, patrimoniale, immobiliare, business e così via. È uscita, si tiene la sterlina e noi sappiamo la sterlina quanto vale. Quindi quello è il vero problema del politico. Delle idee, io direi che a un certo punto nel 2019, quasi nel 2020, la idea, teniamocela da parte, pensiamo affinché a noi non manchi il cibo e non manchi una casa e non manchi il lavoro. Questo secondo me è la priorità assoluta di chi fa politica. Tutto il resto, destra, sinistra, centro, io lo toglierei completamente, è cancellato. Tu fammi mangiare, fammi lavorare, fammi pagare la stessa tassazione che pagano tutti i paesi europei. Allora io ti voterò e ti stimerò, anche se la tua idea principale o la tua radice politica è diversa dalla mia, ma quando mi hai dato da mangiare a me, a mio figlio, a mia moglie, ai miei parenti e ai miei amici, io ti considererò e ti voterò. Senta, prima dell'appello al voto le volevo fare l'ultima domanda. Perché secondo lei la destra è così frammentata in Italia, o l'estrema destra? Perché c'è Forza Nuova, c'è Casa Pound, spostandoci più al centro Fratelli d'Italia. Perché questa frammentazione? Allora, c'è una frammentazione perché c'è un vento che arriva dall'est ormai, è un vento che difficilmente si ferma. L'Europa sta cambiando, ci sono paesi che si sono spostati destra verso una certa cultura che è quella predominante della tassazione e del benessere del proprio paese. Ecco perché ho detto la ideologia sta per finire. Non è che la destra è frammentata, è che il pensiero di sinistra o di radice comunista sta scomparendo e questo porta a una certa destra ad essere frammentata. Se parliamo dei Fratelli d'Italia, sappiamo benissimo che era in mano a Gianfranco Fini e prima di lui a Giorgio Almirante, che in quegli anni era il quarto partito in Italia, ma mai nessuno ho visto che ha fatto manifestazioni contro il movimento sociale o addirittura l'Alleanza Nazionale. Non ho mai visto, le associazioni di sinistra, di partigiani lottare contro Gianfranco Fini che aveva un potere immenso. Poi lui ha fatto le sue scelte, a mio modo di vedere a un certo punto gli hanno detto fatti da parte, e così è stato, ecco, senza per andare oltre. Lui ha fatto il suo percorso e ha frammentato, praticamente autodistrutto Alleanza Nazionale, che se fosse continuata, avesse fatto il suo cammino fino ad oggi, sarebbe probabilmente il secondo o il terzo partito più importante in Italia. È stata una scelta gravissima. Quindi nella frammentazione e autodistruzione di Alleanza Nazionale, Movimento Sociale e tutto quello che c'era prima, sono nate delle entità diverse. Forza Nuova comunque ricordiamoci che è nata negli anni 90, nel 92 se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, nel 94, perdonatemi, ma è nata nei primi anni 90, ancora prima che il Movimento Sociale Alleanza Nazionale poi si frammentasse poi. Quindi le destre, secondo me la Lega non è di destra, la Lega sta portando avanti un progetto di marketing, di comunicazione, essendo che io mi occupo di comunicazione e marketing, individuo che dalla Lega Nord sono passati a Lega e così via. L'Italia ci casca, spera che questi signori portino avanti il paese, io me lo auguro anche per i miei figli, qualora il nostro percorso abbia bisogno di più tempo, ma la frammentazione di una destra è perché c'è una destra pulita e questa è Forza Nuova. Pulita nel senso che ho dei ragazzi,
ho delle persone che sono pronte, sono di quella idea già da 20 anni, da 30 anni e sono ancora lì, non hanno mai avuto questo interesse per entrare nella istituzione. In questi anni hanno deciso di farla adesso proprio, cominciando da pochissimo, perché si sono resi conto che un conto è parlare e dimostrare le cose, però un conto poi è entrare nei palazzi e nelle amministrazioni. Quindi Senta, la destra è frammentata per questo motivo. Abbiamo 30 secondi prima di terminare, 30 secondi, un appello al voto: perché votare Lorenzo Damiano, perché votare le prossime europee Forza Nuova. Perché ho 53 anni, non ho mai raccontato bugie, ho sempre lottato per quello che è il mio sentimento, il mio cuore batte per la sovranità di questa parte, di questo paese, e spererei che molti si accorgessero. Prima di votare le persone vi do un consiglio: guardate bene chi sono le persone, cosa erano prima. Quindi io sono pronto a riportare i soldi derubati dalle banche europee agli italiani, sono pronto anche a dare la vita. Questo è il sentimento vero che provo, e chi mi conosce sa che io non scherzo quando parlo che il politico deve essere un servo del popolo, non uno che predomina, comanda e fa tutti i suoi inciuci. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Lorenzo Damiano, candidato alle europee per la lista Forza Nuova. Grazie Damiano. Grazie a voi, grazie infinite. E grazie a voi per l'ascolto. Restate sintonizzati sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Arrivederci. Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto.